Siamo arrivati al primo aggiornamento di settembre 2020 per il nostro Zena Week che compie un mese nella sua nuova versione video. Gli eventi estivi sono ancora tantissimi prima di lasciare spazio all'autunno e noi siamo pronti a raccontarveli. Jiménez de Heredia, il grande scultore costaricano, trasforma Genova nello scenario per le sue sculture, che arrederanno il paesaggio urbano della città a partire dal 16 settembre 2020, dalla stazione di Brignole al Porto Antico, passando per Piazza Matteotti, Palazzo Ducale e Piazza De Ferrari. Ultimo mese per visitare Super, la mostra dedicata a Bruno Bozzetto, visitabile a Genova Nervi presso la Galleria d'Arte Moderna in via Capolungo 3 fino al 20 settembre 2020. Grande appuntamento con il Festival del Mediterraneo 2020 che torna a Genova dal 3 al 17 settembre. Dopo gli approfondimenti degli anni passati a tema Eurafrica e Eurasia, il titolo del tema di quest'anno è Eurameriche. Grazie alla collaborazione tra Italy Genova e Pesci Viaggi e Turismo di Genova potrete scoprire da dove provengono i prodotti di Italy visitando i luoghi in cui nascono queste eccellenze e scoprire i loro segreti, la storia, le tradizioni direttamente da chi con dedizione e impegno le porta avanti. Cliccate sul link per info e prenotazioni. Torna il souk a Genova, da sempre simbolo di scambio, libertà e incontro. Tante occasioni vi aspettano per riflettere, emozionarsi e divertirsi, imparare e progettare un futuro sostenibile. Qui trovi il PDF ufficiale del programma fino al 6 settembre 2020. Tanti appuntamenti dal 29 agosto al 13 settembre sul territorio della Val Fontana Buona con l'attesissimo Expo Val Fontana Buona Tigullio Smart. Collegatevi all'indirizzo www.expofontanabuonatiguglio.it per scoprire tutte le iniziative, gli espositori e i loro prodotti. Per chi ama l'archeologia, 4 appuntamenti da non perdere assolutamente dal 29 agosto al 24 settembre con le visite guidate alle caverne delle Arene Candide a Finale Ligure. Tutte le info le trovate su xenazon.it. Ogni ultimo weekend del mese a Chiavari, in via Rivarola, il mercatino dei sapori e delle tradizioni, un'interessante occasione per scoprire e conoscere tantissimi prodotti delle nostre regioni. Un gradito ritorno il premio Bindi a Santa Margherita Ligure da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre. Il prestigioso festival dedicato alla canzone d'autore e intitolato all'indimenticato cantautore e compositore, che anche quest'anno propone musica dal vivo e la giornata dedicata al contest per cantautori emergenti, il vero cuore della manifestazione. Nella suggestiva cornice del Duomo di Savona, in prima mondiale, il 6 settembre il Festival Internazionale di Musica di Savona, che giunto alla sua 8ª edizione quest'anno celebra i 250 anni dalla nascita di Beethoven, con l'esecuzione integrale dei 6 brani per mandolino e pianoforte scritti dal compositore. Per questo primo aggiornamento di settembre è tutto.
tutto, se vi piace il format condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube e alla pagina Facebook di Zenazon. Se volete segnalare un evento potete utilizzare la mail info@zenazon.it. Ricordatevi di inviarci il materiale con un po' di anticipo in modo che possiamo inserirlo nel primo aggiornamento utile. Alla prossima!